C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati amici di Teletutto, bentrovati a Centro Anch'io. In apertura di puntata dedichiamo qualche secondo ad un olio su tela conservato nel Museo Diocesano della nostra città, una natività della Vergine, poi ci divertiamo col dialetto. Segnalata da tutta la letteratura artistica, la tela raffigurante la Natività della Vergine si trovava nella sagrestia della Basilica di Santa Maria delle Grazie a Brescia. L'impostazione segue l'iconografia tradizionale dell'episodio tratto dai Vangeli apocrifi. Al centro due donne stanno per immergere la piccola Maria in un catino bronzeo pieno d'acqua, mentre altri inservienti preparano la culla per la neonata. La scena è pervasa di un sentimento di calma partecipazione all'evento che, pur nella sua feriale normalità, già porta a toccare il mistero di cui sarà protagonista la Madre di Cristo. Nelle gamme rosate e nei grigi, oltre che nelle pose avvitate delle donne, si ravvisa l'influenza emiliana del parmigianino. De capelle e cul de sofà. Che sarà mai? Che significa? Vediamo un po' come sono andate le cose nella città delle gondole, la romantica Venezia. In compagnia di Aya, qui sulla riva degli Schiavoni a Venezia. Tu sei italiana, Aya? No, sono siriana. Sì, però parli molto bene l'italiano, eh? Sì, un po'. Direi che lo parli molto bene. Senti, la prima volta a Venezia? Prima volta che vieni a Venezia? Sì, la prima volta. It's amazing, perfetta città perfetta. Sì, amazing, molto bella da vedere. Senti, e che cosa più hai apprezzato? Cosa più ti è piaciuto di Venezia? Cosa più ti sta piacendo? Tutto, it's particular city. Tutto è it's full of art. It's sorry for my Italian. Arte, sì, molto bene. Oh, ti strappiamo una promessa, ti aspettiamo anche a Brescia. Passa da Brescia nel tornare in Siria, che è vicina a Venezia. Magari. Senti, Aya, prova a leggere questo modo di dire in dialetto bresciano. Vabbè, insomma, dai, prova, applicati che sicuramente porti a casa il risultato. 30 co de co, which is co de capel. co de capel e cul de sofà. Cool. Le chiapon, co de capel e cul de sofà. Hai capito qualcosa? Nulla? Una parola? Just sofà. Sofà. Cos'è il sofà in Siria? Divano. Sì, Come divano, esatto, brava, bene. Senta, provi a leggere questo modo di dire in dialetto bresciano, che lei ovviamente non conosce, o perlomeno non so, magari ha amici bresciani, conoscenti. Purtroppo no. Dai, proviamo. Co de capel a cul de sofà. E cul de sofà. Allora, ripeto? Sì, pre. Co de capel e cul de sofà. Sì, l'ha detta bene, brava, simpatica. Sì, qua c'è... Della cittadinanza? Le darei pure il pranzo, la cena, le darai in bacio, tutto quello che vuole. Senta, no, questo, code capelli, c'è qualcosa che ha capito, qualche parola sa interpretare? Cappello. Di cappello? Tanto di cappello, dice lei. No. Code capelli, cul de sofà. Beh, cul è sedere. Il sofà. Il sofà è il divano, quindi da noi il co è la testa, quindi testa di cappello e sedere da sofà. Sì, per dire delle persone un po' aristocratiche ed altezzose che non lavorano nella vita, che hanno la testa per portare il cappello e il sedere per sedersi sul divano. Benissimo. Grazie Novella, gentilissima, alla prossima. Grazie, da Venezia è tutto, alla prossima, ciao. Canta in coro, non posso andar più via, perché Venezia mia m'hai fatto innamorare.